Non c'è pace in altopiano, dove i branchi di lupi che imperversano da anni ormai nei 7 comuni si stanno letteralmente scatenando. Dopo settimane di predazioni ai danni di puledri, pecore e asinelli, i selvatici hanno preso di mira gli asini che dall'inizio della stagione dell'alpeggio sono ospitati nella zona di Malga Fossette, nell'area di Marcesina. L'attacco dei lupi ha fatto scappare alcuni animali che hanno attraversato la piana di Marcesina per tutta la sua lunghezza e sono finiti in Valmaron. Qui sono stati infine raggiunti e assaliti. Uno degli animali è stato sbranato e mangiato vivo ed è stato trovato ancora in vita dai proprietari. È stato necessario sopprimerlo dopo indicibili sofferenze. Almeno un altro animale è stato ucciso, mentre pare che un paio di asinelli manchino all'appello. In precedenza i lupi avevano aggredito e ferito una vacca e una manza nella località Legen di Gallio. Nelle stesse ore 3 lupi adulti sono stati visti a poca distanza dalle malghe di Montecorno e una situazione molto simile si è presentata sulle melette di Foggia. La notizia di queste predazioni si è subito diffusa in altopiano, destando rabbia e dolore per una situazione che non è più ritenuta sopportabile da chi vive e lavora nel comprensorio.